bastardo tu 2 volte rispetto a quello di lui. Allora, comunque il problema è uno: chi è che tromba, che non sono io, deve stare attento, perché vai in farmacia, invece diteci, mi serve, però vi vergognate a dire la parola preservativo, vabbè, però accattate, perché poi che ha detto? La minchiata, che questo è post alcolica. Però chi è che tromba? Stia ben attento ad usarli, perché poi Dal casonetto e il passaggio è il breve. passaggio è breve. Quindi poi o due sono le cose, o che la usa tipo palla da bowling, oppure la tiene, quindi state attenti. Non sono come gli altri figli che sono frutto dell'amore. Io sono sfortunato, sono frutto del peccato e vivo nel cassonetto. I frutti veri e propri si trovano nel frutteto, i frutti di mare si trovano nel mare, i frutti del peccato si trovano nel mare, nel frutteto, dentro al fiume, nel laghetto, nella siepe sotto il capo, più probabilmente in un sacchetto. Donne che si allenano scagliando il feto nel cassonetto dell'amore. Non dite che non vi era stato detto che il passo è molto breve dal casso al cassonetto. Non mettetevi nei panni di chi il cassonetto pulisce, mi trova e non capisce il perché di tanta inciviltà, poi scende in piazza e sciopera. E le pile siamo gente civile, e allora dite perché per i neonati non c'è, perché non c'è, dov'è il cassonetto differenziato per il frutto del peccato? Il cassonetto differenziato per il frutto del peccato, 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 il cassonetto differenziato, il cassonetto differenziato. Fanzine più sereno e poi si impressiona meno. Fanzine più faceto perché sa che trova il feto nel cassonetto. I frutti veri e propri si trovano nel frutteto, i frutti di mare si trovano nel mare, i frutti del peccato si trovano nel mare, nel frutteto, dentro al fiume e nel laghetto, la siepe sotto caso, più probabilmente in un cassetto, nel cassonetto. Per il frutto del peccato, cassonetto differenziato per il frutto del peccato, cassonetto differenziato per il frutto del peccato, cassonetto differenziato per